Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi registriamo uno straordinario, nel senso, ahimè, tecnico, di fuori dall'ordinario, strappo nel cielo di carta dei buoni con la B maiuscola, dei giusti con la G maiuscola, degli umani con la U maiuscola, degli inclusivi e di quelli che combattono il cattivismo delle destre dell'internazionale sovranista in nome dei buoni sentimenti e del senso di umanità. Poi a volte si fanno scappare dei lapsus linguistici inquietanti, istruttivi, in ogni caso degni di nota, e quindi per questo ve li riferiamo. Il buono in questione con la B maiuscola è Massimo Giannini, grande firma del gruppo Gedi, ormai ex gruppo Gedi, insomma Repubblica Stampa, prezzemolino dei talk e del luogo comunismo progressista, che in diretta di martedì condotto da Giovanni Floris è scivolato, si è avventurato in un paragone infelice, ha rivelato una concezione inquietante della disabilità. Fate voi, la cronaca è la seguente. Sì, ovviamente la trasmissione di Floris consiste in una serie di ospiti che si danno ragione a vicenda sul fatto che il governo ha sbagliato la qualunque. Questo è, come dire, la scaletta di Floris, sono 2 righe, molto semplice. In ogni caso, il tema era la longevità del governo, arrivato a essere il secondo nella storia della Repubblica, e questo dato aritmetico non si riusciva a negare neanche con le acrobazie della scaletta di martedì. E allora Giannini l'ha messa come segue: la longevità è un pregio, ma non è sufficiente per fare un buon governo. Questo è un parere legittimo, peraltro presa nel suo senso letterale, è anche una frase condivisibile. È vero che non è una condizione sufficiente a definire la bontà di governo. Poi ha deciso di avventurarsi in un paragone organicista, di instaurare un'analogia tra il governo e il corpo umano. Un governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se viviamo fino a 100 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci si arriva. E qui si spalanca la voragine, l'abisso, il temporaneo blackout intellettuale, speriamo. Bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che abbia vissuto tanti anni. Punto. Cioè, la vita, una forma di vita che purtroppo riguarda tantissime persone, tantissimi italiani, è definita inutile, è vissuta come inutile, è presentata come inutile in diretta TV da Giannini. È pure una vita. È ovvio che non bisogna essere ipocriti, al contrario, chi vive su una sedia a rotelle non ha la stessa facilità di vita di altri, eppure pensa, ama, ha delle passioni, ha degli interessi, ha delle relazioni, dimora nella vita umana, per quanto soffra purtroppo di una condizione anomala. Capite che leggere, se si passano gli ultimi 20 anni della propria esistenza su una sedia a rotelle, è inutile che si abbia vissuto tanto. Se l'avesse detto, non dico il direttore di Radio Libertà, un redattore di Radio Libertà sarebbero stati portati via in ceppi, ma un direttore di un giornale di centrodestra, una firma di un giornale di centrodestra, un politico di centrodestra, oggi sarebbe un paria del dibattito, avrebbe una lettera scarlatta addosso, e ci sarebbe una polemica a reti unificate. Ovviamente l'ha fatto Giannini e rischia di passare in cavalleria. No, invece non deve passare in cavalleria, come ha detto la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. Persone che parlano in questo modo dimostrano tutto il loro disprezzo e la loro ignoranza, e la frase letterale di Giannini non può che suscitare questo tipo di reazioni. Lui ovviamente è
ci è tornato accusando chi lo accusava sostanzialmente. Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda. Chiunque che ascoltasse può rendersi conto che sono partito dall'accostamento fatto da Luca e Paolo tra longevità e immobilità. Che la mia riflessione venga trasformata in un insulto ai disabili qualifica solo chi ha voluto declinarla in questo modo. Spiace Giannini, ma dovrebbe avere una frequentazione abbastanza consolidata con la lingua italiana, con l'espressione scritta e parlata. La sua frase non saranno state le intenzioni, non è quello che pensa nel suo foro interiore, ci mancherebbe, chi siamo noi per dirlo, ma la sua frase quello voleva dire, no? Definire una forma di vita inutile, non so come altro si può qualificare se non come insulto. In un inciso fa anche delle scuse, se qualcuno in ogni caso si è sentito offeso me ne scuso, ma vorrei che fosse chiara la strumentalità di certe accuse. E no caro Giannini, perché se l'avessero fatto il sottoscritto o qualcuno che la pensa diversamente da te, un politico di centrodestra, ti saresti messo in prima fila nel plotone d'esecuzione della bella gente e avresti sparato a palle incatenate sulla disumanità della destra, del fronte reazionario e saresti arrivato sicuramente alla fine a Trump nelle tue pseudo riflessioni, sono pronto a scommetterci. Allora i buoni, perlomeno i buoni, ci risparmino il loro sermone quotidiano declamato da un pulpito che non ha alcuna base. Grazie a tutti, a domattina.